Il sindacato CGIL CISL UIL ha scritto al governo per avere un incontro su tutti i temi che sono in campo, quello della riqualificazione delle persone, della perdita di posti di lavoro, eccetera, soprattutto per quello che riguarda la sicurezza. È stato scritto in quel documento che CGIL CISL UIL, nel momento in cui il governo si assume la responsabilità e il coraggio di rendere obbligatorio il vaccino, anche CGIL CISL e UIL sosterranno questa campagna. Duro lavoro per i sindacati in un momento in cui l'obbligo del Green Pass, soprattutto in determinate aziende, divide i lavoratori. Per questo appoggeranno il governo se imporrà l'obbligo vaccinale, ma deve assumersene la responsabilità, dicono. Andare a lavorare non è andare al ristorante e caricare sulle persone il costo di farsi il tampone a proprie spese senza che l'industria intervenga per andare a mangiare in mensa diventa un problema. Se si rende obbligatorio il vaccino, se si decide di fare questa scelta, vuol dire che chi si prende questa responsabilità, il governo, sa che il vaccino è una cosa seria, che va bene, che è sicura, e allora in questo caso solo una legge lo può fare, perché noi non potremo fare nessun accordo che obbliga le persone se una legge non lo prevede. La posizione della UIL in merito è chiara. Mentre a un anno dal suo insediamento il segretario generale traccia un bilancio evidenziando i prossimi passi del sindacato. Abbiamo cambiato la UIL del Veneto, abbiamo praticamente tolto tutte le segreterie provinciali, abbiamo fatto un'unica segreteria regionale con un coordinamento a livello territoriale. Questo per rendere sempre più vicino e meno burocratica la UIL nel Veneto e più vicina alle persone. I prossimi passi saranno, il più importante sarà proprio quello sul patronato, dove faremo un sistema di prenotazione in modo che le persone possano utilizzare i servizi anche fuori dall'orario di lavoro. Poi ci sarà un grande ufficio regionale per quello che riguarda l'ufficio vertenze e un forte sforzo che noi stiamo facendo per avere un ufficio mobbing serio e capace e importante che possa dare voce a quel silenzio delle persone che stanno soffrendo molto un sistema del genere.